Siamo nel magnifico scenario della Laguna dell'Usenzo con Beniamino Boscolo, consigliere comunale di Forza Italia a Chioggia e neocandidato, almeno ha annunciato la sua candidatura al Consiglio regionale per le prossime elezioni del 20 e 21 settembre. La prima domanda è: chi te l'ha fatto fare, in senso buono naturalmente? Beh, la passione che ho dimostrato in questi 20 anni di consiglio comunale, con una piccola parentesi da consigliere provinciale e candidato sindaco del 2011, dimostra che ho una passione e un innamoramento della politica, e quindi mi impegno, mi piace e riscopro anche tutti i giorni la gioia della fatica di fare queste cose. Ecco, poi le campagne elettorali mettono sempre entusiasmo, energia, tolgono ferie per esempio, però vanno fatte. Ecco. Infatti, in una stagione così contorta e complicata come quella che stiamo vivendo oggi, proprio nel periodo di post pandemia, di crisi sociale e di campagna elettorale poi anche nel mese di agosto, che è singolare, comporta una fatica in più per questa competizione elettorale che ci sarà, alla quale Chioggia deve essere protagonista, ma non solo Chioggia, voglio dire tutto quel territorio che non ha rappresentanza in Consiglio regionale, quindi io mi candido a essere rappresentante per portare la voce dei problemi, ma anche per chiedere magari dei finanziamenti sul nostro territorio, per in qualche modo nella provincia di Venezia essere un soggetto per politiche di area vasta che possano consentire di far crescere il territorio, far crescere le persone, far crescere anche le imprese e l'economia e il lavoro. Ecco, parlavi appunto delle imprese, sei uno che opera nei servizi alle imprese con l'ente bilaterale Veneto Friuli, ti occupi molto di formazione agli amministratori, formazione alle imprese stesse. In questi due temi soprattutto la provincia sud, l'area Chioggia-Cavarzerecona in cui abitiamo, spesso non è stata così brillante dal punto di vista dei contributi anche arrivati dalla regione finora. In cosa possono cambiare le cose? Beh, intanto bisogna alzare l'orizzonte, bisogna aumentare la qualità della politica, che in questi 20 anni che mi hanno visto partecipare, io sono cresciuto sicuramente per l'esperienza e le competenze che ho maturato, e questo bisogna portarlo come un tesoro, ma anche culturalmente parlo della politica, non solo per quanto riguarda le persone o gli impegni che si possono prendere. Io dico, bisogna essere presenti, bisogna essere disponibili e a servizio della comunità. Ad esempio, insomma, tu ti candidi in una coalizione che sostiene la rielezione del Presidente della Giunta regionale Luca Zaia, che in questo periodo ha goduto di una grande popolarità, suo malgrado, per via della vicenda del Covid, per la sua gestione. Ieri ha anche annunciato che a Verona potrebbe nascere il primo vaccino ufficiale. Insomma, si parlerà molto di sanità in questa campagna elettorale, immagino. Qual è il contributo particolare che Beniamino Boscolo e Forza Italia portano alla coalizione di Zaia? Ho visto che avete nel logo l'autonomia per il Veneto, della quale si sta parlando meno che in passato. Beh, innanzitutto bisogna dire che il bilancio regionale per quasi 4 quinti è indirizzato alla sanità. Bisogna dire che come sanità la Regione Veneto è tra le prime, se non la prima, in tutta Italia. Il turismo sicuramente è la prima regione d'Italia per presenza e la quinta in Europa. Abbiamo un export fortissimo, e quindi tutte queste singolarità che riguardano il lavoro, la salute, la sicurezza, ma anche l'ambiente, non dimentichiamocelo, Forza Italia può dare un contributo. Certo che le difficoltà che abbiamo con il governo a Roma ci consente di maturare una riflessione su quella che è l'autonomia. Abbiamo fatto un referendum oltre 1000 giorni fa e adesso le chiacchiere stanno a zero, bisogna portarla avanti, perché grazie a un reinvestimento delle nostre tasse, dei nostri miliardi che vanno a Roma, se la Regione Veneto dimostra di spendere meno, di far meglio e di aiutare così l'Italia a risollevarsi, diventa una cosa importante. Ovviamente non vorrei sottovalutare tutte quelle che sono le nostre esperienze lavorative della tradizione, come la pesca e l'agricoltura, ma anche i servizi stessi, che stanno comunque contribuendo a permettere al lavoro di poter essere una cosa importante. Anche perché con l'ente per cui lavori, per esempio la Regione, è il tramite dei finanziamenti europei, dell'arrivo dei fondi europei, bisognerà mobilitarne sempre di più, bisognerà farne arrivare sempre di più, specie se da Roma magari arrivano meno risorse.
Certo, l'Europa oggi diventa un tassello importante, soprattutto si parla di Recovery Fund, di MES e di altre cose molto complicate, molte situazioni che passano sopra la nostra testa, e io dico rifinanziare la legge speciale sarebbe un toccasana per il nostro territorio, ma anche saper investire. Adesso non si parla più di Romea, è una cosa vergognosa e scandalosa, abbiamo tantissimi soldi, neanche di ferrovia, cioè, di collegamenti e di infrastrutture, quindi io dico, visto che l'Europa è ben predisposta a fare arrivare in Italia dei finanziamenti a fondo perduto, a tassi agevolati, tutto quello che può consentire, iniziare a fare un ragionamento di politiche di area vasta nel territorio per consentire che sia Romea commerciale, piuttosto che Bretella, piuttosto che allargamento e messa in sicurezza della Romea, bisogna iniziare a parlare di questi temi che negli ultimi 5 anni, purtroppo, non avendo più nessuno di Chioggia in regione, non siamo stati incisivi, quindi avere una rappresentanza, un Chioggiotto una rappresentante dell'area sud della provincia di Venezia, della Riviera, in consiglio regionale, secondo me diventa una cosa fondamentale e dalla quale non ci si può sottrarre. Come lo vedi questo territorio, visto che l'hai amministrato per 20 anni in comuni in provincia, cioè quali cose non ha ancora espresso e dove invece ha dato davvero quanto massimo poteva? Innanzitutto il tasso di litigiosità che abbiamo nel territorio non ci porta sicuramente a dei brillanti risultati, quindi il mio invito a tutti quanti, quelli che vogliono fare politica oggi, è quello di dire iniziamo ad avere delle relazioni buone per portare delle pratiche virtuose, perché altrimenti se parliamo a 10 voci, ognuno dice la sua e tutte diverse, si litiga, poi qualcuno che deve decidere per noi poi decide sicuramente di non fare niente. E allora noi diciamo basta essere spettatori del nostro territorio, ma cerchiamo di essere protagonisti, anche portando in consiglio regionale magari anche più di un Chioggiotto. Che è poi quello che Chioggia Azzurra sta auspicando di fare, ha preso già posizione a favore di tutti i candidati Chioggiotti in tutte le liste, e ovviamente aggiungo anche di quelli formati da corsi di formazione, da esperienze sul territorio, non solo dalla pratica ma anche dal continuo aggiornamento sui sistemi, sulle leggi, sul modo di fare campagne elettorali. Di questo abbiamo spesso parlato anche con Beniamino, per cui non mi sento altro che dire che a coloro che fossero intenzionati a votare per Forza Italia di scrivere sulla scheda il nome Boscolo, perché questa volta non ci sono le liste bloccate e quindi bisogna scrivere proprio il nome del candidato consigliere. Sì, perché la preferenza è un sistema confidenziale del voto, non è un voto di lista, un voto ideologico, si puntano sulle persone, quindi chi ritiene di darmi fiducia, chi ritiene di avermi come rappresentante del territorio, io mi candido e quindi allora, sono a disposizione. Ricordiamo anche la presentazione ufficiale della candidatura alla cittadinanza che sarà lunedì 10 agosto. Sì, presso lo stabilimento Indiga alle ore 19:30. Io mi presento alla città perché è giusto che ci sia anche una questione di stile, nel senso che uno si deve presentare e chiedere la fiducia, perché comunque la gente si è un po' allontanata anche da quello che è la politica, certo. E invece bisogna riavvicinarsi perché bisogna fare i conti con la politica tutti i giorni e quindi dobbiamo essere convinti e insieme nel farlo. Allora, diamo appuntamento lunedì allo stabilimento Indiga alle ore 19 con Beniamino Bosco di Forza Italia. Naturalmente diamo appuntamento a tutti al 20-21 settembre sulle schede elettorali, e grazie Beniamino della tua candidatura, partecipazione e presenza anche di questa intervista. Grazie a Chioggia Azzurra e un saluto a tutti quelli che ci guardano e che seguono e che vi commentano sulle cose.